Buonanotte, buonasera ragazzi, siamo qui ancora una volta al sesto mese del parto gemellare di questa storia infinita. Capitolo l'arte di imbrogliare. Votiamo e vediamo cosa ci dà. Solti a questo Squawk! pappagallo. Polly got a bargain! Polly got a bargain! Grade A traps for treasure and tombs. Squawk! Fully guaranteed. Squawk. What's the use? No one wants to buy from a talking parrot. Looks like it's back to the stale bird seed for me. Truth be told, no one's seen the trap maker in ages. I did find these notes she left behind, though. Seems to me she was put to work designing traps for old Briggsy herself. Looks like she left a trail to follow that leads all the way to Briggsy's stash. Maybe you can use them to track it down. Squawk, just watch your step. The trap maker has a very particular sense of humor. Maybe come tell your old mate Salty if you find her, yeah? Not that it's partly his fault she was kidnapped or anything, you understand, but... Squawk! Squawk! Bye for now! Vabbè, Ottimo. personaggi un po' Storia. assurdi. È chiaro. Andiamo in barca e vediamo cosa c'è da fare. Bene, siamo di nuovo in nave, vediamo questa storia, cosa dobbiamo fare. Qui leggiamo. Cerca la grotta delle ossa a Plunder Valley. Quindi qua, Eh sì, vicino a uccelli di pietra nel profondo si nasconde. sì, cerchiamo No. questa cosa prima. In fondo si nasconde storie narrate in ossa infeconde. Quindi ci deve Quindi- essere un uccello di pietra. E la grotta. Cerchiamo l'uccello. Quindi l'uccello sembra essere esattamente qui, davanti alla barca. Ottimo, andiamo a vedere cosa diceva. Puoi entrare qui. Sotto si nasconde qualcosa. Mano. Ah, vicino all'uccello di pietra nel profondo si nasconde. Storie narrate in ossa infeconde. Tutto chiaro, no? Andiamo di là, uscirà un capitano. Ah, c'è già gente qui. No, dall'altra parte Posta magari. braccio scheletrico. No, da Qua ci questa sono due scheletri. mano nella Puoi mano c'è. interagire. Mm. Quindi vieni qua, magari. Hai già beccato. Non lo so, prova qua. Cosa dobbiamo fare? Questo. Spostali il braccio. Ma sono molti, sono tre scheletri. Vediamo un po', dobbiamo magari risolvere un enigma qualche- qui. Vediamo qua cosa dice. Il capitano abbandonato punta al fuoco e alla cenere. Cioè, fuoco e cenere. C'è fuoco e Questo- cenere. Questo beve. Fuoco è qua. Fuoco. Dov'è il fuoco? Dovrebbe Tutto essere di questo fame. qua. Ah, ecco. Questo. Ah, ecco, uno drinka. La trafficante di rum appoggia il bicchiere, quindi questo ha appoggiato il bicchiere. La ladra si nasconde dietro la sua maschera d'oro. Tiradoro. Quindi il capitano, proviamo a fargli puntare questo punta al fuoco, no? Quante
ecco, questo doveva puntare al fuoco. No, non è due, avanti, avanti. Ok, mano nella mano. Questi, mano nella Dovrebbero... mano. Questi sono mano nella mano ora, no? E io. Sì. Ok, quindi il capitano punta al fuoco e alla cenere. Cioè, fuoco e cenere. La trafficante di rum appoggia il bicchiere. Oppure dovrebbe essere su. Rada si nasconde dietro la sua maschera d'oro. Questo appoggia il bicchiere. Questa è la ladra, allora. La maschera d'oro. Eh sì. E il capitano? Il capitano è Il quello... capitano è questo, ok. Sta puntando? Ah Quindi... no, non sta puntando, aspetta. Oh, Punta. ecco, ecco. Qualcosa si è aperto. Sì, sta no, scendendo questa storia qua. Ecco, l'abbiamo presa. Prendi. Canocchiale. La preparatrice di trappole scoperto. Ah, ecco. Hai in mano il mio cannocchiale speciale. È una prova per vedere se posso affidarti alla pietra. Ok. Discovery Ridge. Andiamo a Discovery Ridge. A cercare il marchio. Sì. Andiamo lì e poi mentre andiamo lì leggiamo un po' di più. Ok, siamo arrivati a Discovery Ridge. Penso che sia questa l'isola, la roccia che bisogna puntare. Che c'è un'insenatura da lì, ci ha cambiato di server. minchia, guarda, L'hai già dice... beccata, quindi. No, penso, sto cercando di capire, però da dove si debba guardare non lo so ancora. L'ho segnata sulla mappa, vedi un po' se c'ha senso, non lo so, bisogna scendere e vedere. Il rosso illumina tutto a frottera, una blu splende di luce di notte. Questa qua non la capisco assolutamente. Prima bisognerà cercare il marchio nella roccia. Eh sì, andiamo a vedere. Boh. Mi assicuro che non ci siano navi. Sono molti squali. Quali? Che si stanno per mangiare all'allo. Che guardo? E infatti... Morto. Porca troia, minchia, due squali di merda. All'allo. Qua c'è un Puttana. faccione, ma non credo che c'entri nulla. No, secondo me la roccia era di là. Mo vediamo. Allora, i repetiscirai però, se ci sono Se ci sono... gli squali. Minchia. Ah, ecco, qua c'è il marchio, vedi? E io pensavo di usarla qua, ma da qua non si vede nulla. Quindi il marchio è qua. Non so cosa bisogna fare, vediamo un po' di nuovo il libro. Devi bere un sorso. Da qua dove sono io. Cerca il mio marchio in fila. Bevi un Fatti un sorso di drink. cosa. Di grog. Non ne ho grog.
Ah sì, ne ho. Mi sono imbriagato, ma che cazzo... No, ma lo devi cercare con il cannocchiale, da qua. Ma si è fatto imbriagare, il pisano. Ma vedi il marchio qui? Questo è in terra. Cioè, no, ora sono tutto sballato. Minchia. Cioè, ma c'è quella roccia di là, non vorrei che... Quindi da qui se vado... Se andiamo in diagonale così dovremo beccare l'altra roccia. Forse era quello il senso, boh. Allora, salpa, cerca le marche, resta lì, bevi un sorso e goditi la vista tranquillamente. La posizione della teta ti dice niente. Ok. Il sole rosso illumina tutto off-road, la luna blu splende luce di notte, quindi... Ah, ecco, ce n'è un altro di marchio lì. Da lì devi seguire tutto in direzione di qua, forse. Ho beccato l'altro marchio. Mi vedi? Prova... Prova a puntarmi. Però sembra andare in quell'isoletta di là. Questa non è un'isoletta. Ho notato che una è un'isoletta. E dove sono io? Ho beccato l'altro marchio. Per ora cosa facciamo? Lo vedi? Prova a puntarlo da qua. O bevo qui? Prova. Il sole rosso è qua. E lì di fronte, la luna è qua. C'è qualcosa qua. Ah, allora. No. Dovevi scavato cercare un l'altro. cazzo. Ah, è qua, presi. Dovevi cercare una cazzo di bottiglia, cioè non c'entrava sì. un cazzo che cannocchiale. Stai a Sì, capirlo. infatti, minchia. Cioè io penso che dovevi mettere, mica c'erano delle rocce che dovevi praticamente far combaciare col segno dello scheletro. Vabbè, dai, Pisano è stato un genio. Non ci fossi stato io. Trappole e tesori, qui dobbiamo beccare l'altra, forse è quella dove eravamo prima. Trappole e tesori, io mi occupo della prima parte, lei si occupa del resto. Ok ragazzi, forse abbiamo trovato, sì, nella mappa era questo. Dovrei essere qui, in quest'isola, in questo pezzo di roccia e mezzo. Vediamo un po'. Qui c'è un pezzo di legno, una roccia, sì. Ecco qua, Lallo, scava dove sei tu? Torna indietro, torna indietro. Lallo, Oh? scava, torna indietro. Oh, torna indietro. Pisa, scendi giù, scendi giù. Ma ho già scavato. No, torna indietro, dietro, un passo indietro, scava. Oh. Minchia, ma da sagattao. Sì. Là dove cazzo è il legno? Io ho scavato qua vicino al legno, ma... Ok, ce n'è un'altra, dove siamo ora? Dove siamo ora? Dove Occhio. siamo ora però dovrebbe, se guardo verso giù, dovrebbe essere tutto giù a sinistra. Quindi eravamo di là.
questo è dove abbiamo fatto quella di prima. Quello sì. Forse più su. Mm. Lì ce n'era un'altra, non ricordo, boh. Questa qua. Ah, amici del mare. Sarà questa. Oh, una puttana troia. Guarda, sempre più difficile. Ah, Minchia, c'ho tutta la giustizia scheletrica qua. Ah, Lallo, sei lì. Scava là sotto. no, l'ho trovato. Ah, ok. Chiave del polvere da scuola. Che cazzo sta succedendo? Il covo dell'imbroglio. Sta esplodendo tutto qua. Oh merda, sono morto. Cosa è successo? Lallo, Sta esplodendo proprio la... prendi quella cosa la e scappa. Stava esplodendo tutto. Bisogno di energia. Vai alla barca. Lallo, ci sei? Ehi, sto scendendo giù. Fammi leggere, cosa c'è dopo? Ah. Io ci ho zaccato la patata, vabbè. Ma Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo portare questa cosa al piccione? adesso non ho capito bene che cazzo vuole, molo. Fammi portare questa cazzo di storia. Ma che cos'è? Un bombolone questo? Eh, Non ha dato nessun altro indizio. non c'era nulla lì sotto quando hai scavato. No. Questo è raccogli chiave della polvere da sparo della preparatrice di trappole. Questa dovrebbe essere una chiave. Allora, se questa era... Allora, dice, se davvero stai cercando la pietra, dove trovare la chiave della mia bottega qui a Discovery Ridge. Ok, ma la porta che apre quella è altrove. La chiave di Sailor's Bounty va giù. Ma dove L'acqua stai dorme- leggendo? Sto leggendo la... Sto leggendo la storia. Della... come si dice? La porta del che apre viaggio. da qualche altra parte. La chiave Sailor's Bounty. Bounty Sailor's va giù. Bounty. Dobbiamo cercare Sailor's Bounty e far saltare in aria questo barilotto. Siamo arrivati a Sailor's Bounty. Probabilmente dobbiamo mollare il cioccolatino speciale qui. Attracchiamo la nave. Vabbè, portatemici, io prendo questa cosa qua. Allora... La chiave adesso va giù. Giù Qua. dove? Ma in quelle caverne laggiù. In più ho lasciato una sorpresa. C'è una caverna. No, questo è praticamente l'indicazione per trovare il... Qual era l'indicazione? Era l'indicazione per trovare il bombolone. E quindi dai. cosa dobbiamo fare qua in questa cosa? Aspetta, mo dobbiamo trovare un punto dove piazzare quel bombolone e far saltare in aria qualcosa. Giù, l'acqua dorme in quelle caverne laggiù. Cioè, qua sotto, là. Dove sei? Qua sotto. Ah, vieni qua. C'è una caverna, no? C'è un punto dove devi scendere qua sotto. Allora, dove sei? Non ti vedo, ma puttana troia. Sono già dietro di scappato. te. Ah, No, lì, là. non abbiamo portato armi, non abbiamo portato nulla. Armiamoci qua. Voi non siete venuti armi vuote, mani vuote. C'è. Sono qua munizioni. Cazzo.
Che è successo? C'è... Occhio che ci sono trappole, io sono crepato, minchia. Vabbè, vado in bagno un attimo io. Sicuramente devi scendere giù, minchia. E buttarci il bombolone. Porca zozza. Guarda com'è veloce questo. Questo è vero. Ah, però si 2, ferma. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Corre. Vai avanti tu, va. Qua, vero, c'è il segno. E qua su? C'è il segno qua. Vai avanti tu, che il segreto è tu. Si può andare? Sì, sì. Dimmi quando... C'è un altro segno qua, io entrerei qui. Vai, vadi. Qua ci sono trappole, occhio. Vediamo un po'. Correndo sicuramente te le fai qua. Aspetta, Non uccidi... fartele ancora che c'è Sì, gente. ho sentito, uccidi. Aspettiamo anche Lallo. Ok, qua è via libera. Lallo? Minchia, è andata a fumare. Puttana troia. Proprio nei momenti dove non c'entra un cazzo. È via libera lì, È arrivato. Vai tu. Sento scheletri. Sì, ma non ce n'è più. Allora, qua non si capisce benissimo. Allora. Aia, mi hanno ammazzato. Questo era Perché? difficile. Difficile. Sì, compaiono sia a destra che a sinistra gli spuntoni. Temporeggia un attimo, magari. Minchia, devo aspettarvi. Tanto qua posso avanzare. Guardateli, magari ce la fai, boh. È un casino. Fai il primo. Non lo so, non l'ho capito. Forse puoi rimanere in mezzo. E fai uno alla volta anziché farli tutti. Può essere, io ho provato a correre. Magari fai uno alla volta. Ti lascio il bombolone qua, posso provare io. Che dici? Ok. Sto riarrivando. Ah no. Sì, uno alla volta ce la fai. Lallo ci ha abbandonato, problemi di connessione. Non era andata a finire. Ah, là c'è anche un maiale. La braccioletta. Quindi una alla volta, provo. Col bombolone. Oh. Che cazzo c'era uno scheletro? C'è uno scheletro. C'era il gatto che voleva passare. Ci siamo? Io. Comunque, fammi vedere. Forse è No. qui, là.
Sì, chiave e polvere da sparo. Ce lo piazzo. Vai, vai, piazza. Ops. Andiamo a fare a botte. Oh cazzo, roba seria qua. Mangia. Ba-ba, ba-ba, ba-ba. Hanno la doppietta questi. Andiamo a farli secchi subito. Nonno. Aia, Merda. ho sparato nei denti. Sì, spariamo subito il fucile. Merda. C'è. Aggressivo. E ancora. Sono munizioni qua, lì. Buonanotte. Sono un bel po', Sì. C'è frutta in quei barili. Oh cazzo, mi sono incastrato. Ballo sempre quando serve, davvero. Ma sono infiniti. Noi dobbiamo azionare qualcosa qua. Usa leva qua, cioè. Proviamo a usare leva. C'è una questa prova. E questi continuano a uscire. Alla lunga c'è. C'è, no. Minchia, c'è il gatto qua che sta impazzendo, vuole uscire. Curo, stop! Ah, mi hanno ucciso. Colpa del cazzo di gatto. Oh Gesù, mi sono intrippato maledettamente. Totem della luna. Minchia, te lo sei fatto da solo praticamente. Totem. Allo, ti è arrivato l'invito. No, non mi è arrivato un cazzo. Reclutamento del pirata. Scegli la tua esperienza. Boh, esce e rientra. Dia Super 7. Il tuo invito è stato spedito. Ok, ci sono. C'è la chiave qua di Pisa. Sì, ho visto. Chiave del totem. Si metterà. Qua c'è un letto. Che guardo, ma mi duro un casino. Nel libro c'è nulla, magari dobbiamo... Sì, aspetta.
cerca i marchi della luna per trovare la pietra nella cripta nascosta di Crescent Island. Ti saluto pirata, ma ascolta attentamente, prendila per la gloria, non per l'avidità. Hai vinto la partita, non ho più assi nella manica. I marchi della luna per trovare la pietra Dobbiamo nella andare cripta nascosta di Crescent Island. Dobbiamo andare a Crescent Island e mettere questa Vista. cosa. Sei uscito? Tu? No. Ancora. Quindi siamo arrivati a Crescent Island. Andiamo a trovare con la ciurma al completo. Guardate la mossa preferita di Pisano, il gancio. Contagiato anche Lallo. Quindi la luna dobbiamo trovare, la luna nera, i marchi della luna per trovare la cripta nascosta. I marchi della luna. Sarà semplice questa. L'isola non sembra enorme, sarà un graffito. Guarda, c'è la sirena. Un serpente. Ecco. Ah però, aspetta, Figa. aspetta, arrivo. Ottimo, era proprio il bastardo sbagliato. Qua c'è un arco, una caverna, sarà qua. C'è un barilotto. Anche di là in fondo c'è una... Ah, c'è la luna qua. Luna, no? Ah, ecco, posizione il totem. Ci sono, ragazzi, lo abbiamo già trovato. Oh, perfetto. Vado? Sì, Vai. le posizioni pure. Se c'è qualcosa da prendere portiamola fuori, ma la cosa più preziosa... Molti cerca, mica gli... Classic... Oh, voilà. Sarà un enigma, dici? Mm, mm, mm. Cerca i marchi della luna per trovare... Ok, i marchi della luna abbiamo... Sì, enigmi non sembra esserci. Accendiamo. I blocchi niente, vabbè. Ottimo. Prendi questa cosa, esci e io apro questa cassa. Esci, esci. E questa cosa... Non si può uscire. Ah, Ecco perché c'erano le munizioni. Ah, ah, là un amuleto. Praticamente i capitani hanno degli amuleti, capito? Dobbiamo piazzali. resistere qua Le dentro. munizioni sono qua. Qui dobbiamo fare 3 capitani. Qua c'è Cibanza. Che cazzo c'è il fucile a cecchino sto giro? No. Ah, ok, metti l'altro amuleto. La pietra mollala qua. Per il momento sì. Non è che si dice... veloci questi scheletri. Ok, liberi. Ok, Io dobbiamo prendo tornare da la soldi. pietra. Sì, non c'è nient'altro. Un ananasso. Andiamo subito da soldi.
Questa missione direi che è stata abbastanza semplice, nel senso che è abbastanza intuitiva, sì, si può fare, non ti fa uscire fuori di testa e poi puoi anche combattere un po', cioè non è come quella delle stelle che hai rotto un casino. Questa dai, è stata simpatica, non c'ha... Vedere le stelle. Ah? Che ti fa vedere le stelle? Minchia, quella proprio fa parte in orbita. Dai, questa era simpatica, un po' di schiaffi, un po' di enigmi, ben bilanciata. Quindi dai, portiamo... Mi butto, portiamo questa cosa al tipo. Cacchio, relitti. Avete trovato? No. Dove era il caro? È qua, è qua dove sono io. Ah, cade. Così. Dai, la consegna. Squawk! So you found the trap maker, eh? I never meant for it to come to any harm, I swear it. But I had no choice. Rigsy would have had me for supper if I hadn't introduced them. And I've been racked with guilt ever since she went missing. If I had feathers, they'd be molting. But now, you've inspired me to turn over a new leaf. I know I've been a bad egg, but it's time to mend my ways. And to show my appreciation, I'll deliver that gem of yours for only for free! Goodness of my heart and all that, you know, now we're mates.